Buonasera a tutti, mi chiamo Cisera Cedric, abito a Cimetta, via 30 ottobre. Che dire, stiamo lavorando bene insieme a Roberto, è una gran brava persona, abbiamo un bel gruppo che ha tanta voglia di lavorare, tanta voglia di fare. Credo che lavoreremo per Codogné, per i cittadini, e abbiamo anche tanti giovani, siamo il futuro, quindi votateci, credete in noi, e buon voto a tutti e buona serata. Buonasera a tutti, questa sera mi trovo fuori presidio, sono Angelo Tonom di Cimetta. Ho accettato l'incarico a candidarmi come consigliere per supportare la lista di Roberto Berti. Noi consiglieri, come ha detto più volte Roberto nei vari incontri che abbiamo fatto fino ad ora, dobbiamo essere gli interlocutori, cioè le sentinelle sul territorio, quindi portare le varie esigenze, le varie proposte, le varie necessità che ci sono sul posto. Questo è fondamentalmente il nostro compito. Speriamo di essere all'altezza, quindi confidiamo anche nel vostro supporto. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Lisa Tomasella, anch'io sono fuori dal mio presidio, io abito in Borgo Chiesa, quindi verso Vallonto. Mio papà è Arcadio Tomasella, non so se lo conoscete, si occupa del magazzino in campo sportivo, magari chi tra di voi ha dei figli che praticano il calcio lo conoscono. Noi abbiamo appena parlato di fiducia, che siamo un bel gruppo. Io vi dico, io qua mi trovo bene perché qui ci parliamo, ci ascoltiamo, c'è dialogo, e vorrei che anche con voi ci fosse lo stesso rapporto che c'è tra di noi. Quindi se ci trovate per strada, fermateci, parlateci, diteci cosa vi va bene, cosa vi piace, cosa non vi piace, perché questo è importante. Noi vogliamo realizzare e soddisfare i vostri bisogni, i vostri desideri, ovviamente quelli riferiti alla collettività, e magari lasciando in parte alcune cose faraoniche, apocalittiche, che immediatamente non potrebbero servire. Quindi insomma noi vogliamo esservi d'aiuto, che altro fare. Se ci trovate per strada, se avete problemi, fermateci, perché questo è il nostro compito. Buonasera a tutti, io sono Rosalén Graziano, sono di Roverbasso, abito poco distante qua in via Ungaresca numero 45, sono consigliere comunale uscente della Lega. Perché ho deciso di ricandidarmi? Perché in questi anni in cui ho partecipato come consigliere ho sempre visto le cose calate dall'alto, ho visto riunioni di cittadini chiamati in municipio non per discutere il problema dei cittadini, ma bensì per dire questo è quello che vediamo, e di fronte alle osservazioni questo perché? Niente, questo è quello che vediamo, prendere o mangiare. Non mi sembra che questa sia la logica con cui noi vogliamo lavorare, non penso che questa sia la logica giusta con cui un'amministrazione si deve porre nei confronti del cittadino. Prima di tutto bisogna confrontarci, sentire, dibattere la cosa e poi prendere le decisioni. Ultimamente abbiamo visto nell'ultimo mese in modo particolare una serie di provvedimenti presi dall'amministrazione comunale proprio giusto per chiudere questo loro mandato, anche a scapito dei cittadini. Non so se conoscete il problema del fatto e tutto quello che ne consegue, cioè il fatto che hanno voluto chiudere, così pure il problema della bretella, che poi chi ha letto il programma sa come la pensiamo, non tanto per il discorso che poi lo illustrerà bene Roberto, ma perché secondo noi confrontarci con i cittadini e sentire da loro direttamente il loro parere è importante, non dare la soluzione già pronta come se quella fosse abbiamo fatto il meglio per voi. Siete voi che dovete dire qualcosa è meglio. Grazie. Buonasera a tutti, sono Federico Gentile, sono di Codogné, abito in Borgo Chiesa, ho 25 anni e sono alla mia prima esperienza politica. Devo dire che lavorando con questi amici sostanzialmente mi sono subito trovato bene per il clima di collaborazione, di scambio di punti di vista che proprio pervade anche, si vede dalla stesura del programma. Non c'è, diciamo, un padrone e gli altri che eseguono.
c'è proprio uno spirito che parte dal basso e arriva a formulare diciamo, le poche idee, ma ben chiare, che devono guidare l'amministrazione. Io sono nella prima esperienza politica e sono subito rimasto colpito perché non me l'aspettavo così. Perciò dateci fiducia e vedrete che rimarrete colpiti anche voi. Mario Golan penso che sia anche abbastanza conosciuto, Ianni non vi dica più perché sono abbastanza del mistero, faccio impresa, bene o male ho le 30 anni di fatto, facevo i conti prima che sono coinvolto politicamente all'interno della mia comunità, ho una montagna di incarichi extra della mia comunità come presidente delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Sono presidente nazionale della mia categoria di chi che lavora al ferro, cioè di tutti quelli che lavorano al ferro, cosa posso dire di più? Ho accumulato in questi anni sicuramente un'esperienza e penso, sono sicuro che se sarò eletto la metterò a disposizione della mia comunità e quindi di tutti voi. Non posso dire nient'altro perché sennò la sarebbe un po' troppo lunga. Comunque, se spero che ritenete opportuno che questa coalizione abbia la possibilità e anche la volontà e la voglia di governare, è vero che in tanti giovani, ed è questa una cosa, dimenticavo, anche sono il coordinatore di Forza Italia del mio comune, ora PDL, non può dirsi PDL perché manca Alleanza Nazionale e di conseguenza sono ancora coordinatore di Forza Italia. Spero che di poter riuscire, anzi sono convinto di poterlo fare, di riuscire a governare e con Roberto e questa squadra che bene o male l'abbiamo messa in piedi, di poter andare avanti e poter governare sicuramente con lungimiranza e anche con convinzione di poter fare qualcosa di buono per la nostra comunità. Grazie. Buonasera a tutti, sono Zoppa Scatiuscia, ho 35 anni, visto che forse... sono Zoppa Scatiuscia, ho 35 anni, ho abitato 29 anni a Cimetta, adesso abito a Cimavilla, ma gestisco un locale a Cimetta, quindi bazzico un po' tra Cimetta e Cimavilla e quindi sento anche opinioni, pareri delle due frazioni. Condivido tutto quello che hanno detto i miei amici, come ha detto Federico, perché da quando sono entrata in questo gruppo siamo diventati proprio amici. Quindi io non dilungo in altro, lascio parlare Roberto e abbiate fiducia perché veramente siamo un bel gruppo, votateci e arrivederci, grazie.